Said, non ti preoccupare, ci sto facendo l'abitudine a stare da solo. Chiamiamo allora, vediamo se oggi ci vuole secondare una cosa, io ogni tanto io a Ida. Non è che è facile, perché parla a macchinetta. Di cui non parla, io parlo assai. Comunque. Ciao Lori! Buonasera! Come stai? I tempi sono cambiati. E chi Gli uomini di una volta non ci sono più. No, comprendete? Comunque ho deciso, io ora cambio categoria. Sì, mi butto sui toy boy. Ah? Sai chi sui toy boy? Chi Non sono? è una macca di telefonino. Ah no? I toy boy, il ragazzo giocattolo. Un caruso che giocate fa divertere, va. Ah, tu mi fai girare come fossi una Dai, bambola? no. Ve lo immaginate? Io con un ragazzo di 20-25 anni, ma uno che è sempre attivo, un ragazzo che è sempre energico, un ragazzo che non fa mai una pausa, per mia che sogni in menopausa è perfetto. Cioè, te la motti so proprio. Mamma mia! Certo ci sono i pro e i contro, Sì. Io 40 anni, tu di 20, giustamente ci possono essere delle incomprensioni. A una mia amica ci è capitata una cosa troppo brutta. Si è innamorata di un ragazzo di 19 anni, era il miglior amico di suo figlio. Ida una sera che era tutta bella e ispirata, si è messa un completino tutto sexy, si è presentata davanti a lui e ci disse: ti va di giocare con me? E tu dici certo, gli attaccava la PlayStation. Madonna mia. Perciò chiante, disperazione, ci ho detto ma è normale, uno di 20 anni, con te che è di 40 possono nascere queste cose. Chi può pensare a uno di 20 anni? Giusto, Così, però scusate. comunque a me non mi interessa, sempre meglio di quelli di 40 anni, no, completamente, sono stanca dei quarantenni, anche perché a Catania mi spazzolai tutte cose, non c'è più niente, perciò mi devo dare da fare con questi qua, con i ventenni, anche perché i 40 anni per un uomo sono quelli più terribili, Perché? sì, perché fanno il conto con se stessi, se sono realizzati o se non sono realizzati, e per me un uomo di 40 anni che realizza che non è realizzato, io inganna l'uare mi sa detta, va, diciamola chiaramente. Io hai ragione. Perciò mi prendo il ventenne e ho deciso che me ne vado all'università, perché dai posso acchiappare, no? Metti caso che acchiappo, che ne so, un 25enne all'ultimo anno di ingegneria, di giurisprudenza o di lingue, ci insegno poi magari a me lingue e tu completa il ragazzo, no? 25 anni, poi che ne so, finisci di studiare, dopo 5 anni si apre lo studio, a 35 è bello realizzato, e a 40 anni è bello realizzato come lo vado cercando io. Solo che a 40 anni tu poi giustamente è bello fresco, io nel frattempo ne ho 55, siccome mi voglio sentire sempre ragazza, e allora mi metterò i pantaloni di credito sotto, petonati di sopra, ma più profumo talmente forte che paro l'abberello che tu si mette nella macchina a comprare i minni, paro precisa. Effettivamente non funziona così. La giovinezza non si cerca nella giovinezza. Giusto. È sbagliato, dovremmo guardarci allo specchio. Noi donne, perché facciamo spesso questo errore. Tutte noi siamo state bambine, poi adolescenti, poi giovani donne. E invece di cercare il ragazzo giocattolo, dovremmo fare in modo di guardarci allo specchio e di non vedere il giocattolo riflesso. Arrivederci! Minuto. Non ce fa, mi pare male, sai da ficcare in documento. Chi dice che io di 20 anni? Io non di lui. Senti, Said, qual è? Trovate il centro estetico? Chiamici, più mia. Vediamo se posso dimostrare che 20 anni che ho piccolo. Mia, piglia. No, non è scritto stotto, muore stotto. Caso, mio piglia, perché ora fai una cosa, munci playa quando... munci playa quando ti dico c'è, per 1 o 2 c'è playa. Buono, ci siamo, senti. Io ti devo fare questo video perché così ti resta, amore mio, dei secoli e dei secoli. Io ti ringrazio che tu mi hai perdonato per il tradimento che ti ho fatto. La carne è debole, io hai un sacco di carne, a debolezza c'era e mi sono lasciata andare, ma tu mi hai perdonato ed è la cosa più bella, amore mio, che avresti potuto fare, non mi scordo. Ti sono così grata di questo perdono che prego che ecco, amore mio, se ti ha visto stoccare la noce lo cordo, no, non ce lo cordo io, ma a stoccare, io, amore mio, se per caso... Ecco, deve sapere che sta, c'è un forte dolore di panza, un torcignone di che lo fotte. A mio va bene lo torcignone, a mia, io voglio soffrire, amore, tu no, io voglio soffrire io. Amore, se ti avesse bene che saccio, un forte dolore, ecco, un dolore in tuo cuore.
un infatto. No, amore mio, bene, mia. Amore, e per finire ti voglio dire un'altra cosa. Se per caso dovessi restare vedovo, no, tu non già restare vedovo, no, io voglio restare vedova, io devo soffrire, ti sto commuovendo, capuccello dalla casa, capuccello. Papi, perché il pomodoro si chiama pomodoro? Perché pomodoro si chiama pomodoro? Perché aglio già l'avevano scelto, cipolla pure, era rimasto solo pomodoro, dice è brucizza. Poi lui se n'è andato dai suoi amici, aglio e cipolle, fa picciotte, ma niente a combinare. E da allora si sono messi in società per fare i sughi per la pasta. E oggi parleremo di un sugo famosissimo in tutta la Sicilia. Benvenuti ad Ammazza che Chef! Il piatto di oggi è il picchipacchio, un sugo palermitano ma che si è diffuso in tutta la Sicilia. Perché si chiama picchipacchio? Perché prende il nome dal frigolio che fa il pomodoro quando cade nell'olio caldo. Ma veramente fa così? Ma forse nel resto d'Italia, perché a Palermo quando ci butto pomodoro nell'olio, già comincia a fare picchipacchio, che se non ti allontani poi dice picchi. Pacchio. No, picchi come canciavata, mi sa che era pulita. Gli ingredienti di questo squisitissimo sugo sono pomodoro, aglio, cipolla, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Perché fai così? Il pecorino, ci vuole il pecorino. Sul fuoco abbiamo messo una pentola con dell'acqua che portiamo a bollore. I pomodori, prima di essere tagliati a pezzetti, vanno spellati. E un segreto è quello di immergerli un paio di minuti nell'acqua bollente. Il calore li farà spellare. Come noi quando ci prendiamo il sole e ci spelliamo. Brava. Infatti tu mi dici di mettere la protezione. Esatto, brava. E i pomodori ce l'hanno una protezione. Certo che ce l'hanno. Hanno un santo che li protegge. E chi è? San Marzano. San Marzano ha battuto. San Marzano. Spelliamo i pomodori e affettiamo la cipolla. Facciamo a pezzettini il pomodoro e mettiamo l'olio in padella. Aggiungiamo un aglio, facciamo soffriggere e mettiamo anche la cipolla. Aggiungiamo i pomodori e ci diamo una bella remenata. Nel frattempo saliamo l'acqua e buttiamo gli spaghetti. Saliamo anche il condimento e mettiamo anche un po' di pepe. Dopodiché aggiungiamo gli spaghetti e amalgamiamo il tutto con il pecorino. Un'altra remenata. Un altro po' di pecorino e voilà, una delizia per gli occhi e per il palato. E la pasta è pronta! Senti, c'è tutta la Sicilia nel piatto. Papà, mi dispiace, non la posso mangiare. Perché hai detto che i pomodori sono pelati. Ma infatti i pomodori sono pelati. Allora se sono pelati che ci fa un capello nel piatto? Hai la babba che ti cresce a uso spini del roseto ravi tabellini? Hai scotch in da faccia? Ma tu mi senti quando parlo? Prima pensavo che non mi capivo, ma manco mi senti. Ma se dico spini del roseto, che c'è già scotch? Hai un amico mio che ha spine d'oro seto, non avete vi scotch in da faccia, non si affronta tenente chi? Ah, i scotchi! Gli scotch in da faccia. Ah, passo scotch, che No, chi due e mezzo E io. allora Ci mette a suo figlio perché parla assai, sei buon Ciao zio. Lasciamo stare lo scotch e lasciamo perdere. L'ultima cosa, fallo respirare, piccinino. Fallo facessi respirare, ci vuole Scotch dalla faccia. È tosto, però. Ma perché non mi fare i fatti dei cristiani che usi la televisione per dire come mezzo di comunicativo? Lascia perdere, chiami Cicciurici. Allora, dai. hai la babba che ti cresce a uso rami del giardino del vicino? Hai la faccia spinosa? Perciò prima ti dico spine e mi dici scotch. Ora che ti dico rami del vicino mi dici spini. E Mario Udaghi da prima. E beh, che sei indifferito, scusa. Avanti. Sogno ferito. Hai la babba che ti cresce a uso rami secchi del giardino del vicino? Pare il babbone come il mio vicino? Ma perché pare il Vadanda, perché non sa leva, dico io che su cui stava vadanda, per quello che fare scandare.
Lasciamo perdere vicino, ho capito che tu qua vicino, che qua non ci vai a raccogliere, Si vicino, capisce, cammino, si capivo, si capivo. Si capivo, lasciamo perdere perché poi... Allora, hai la babba che ti cresce tipo rami secchi? No, ciao vuota. No, ti dissi rami secchi io? No. Ho detto rami secchi? Non ho detto rami secchi. Io poi dissi, semmai può dire la mia rami Napoli, ma rami secchi non l'ho Vai. detto, va bene. Lasciamo perdere i rami. No, ho no, capito. Giureco. Allora, Quando ti deve fare la babba di secchi? ma io ti dissi quando da fare la babba di secchi? Sì, dia, Uno si dia a fare sa, ma magari relax nel momento. Comunque lasciamo stare, facciamola più facile. Vai. Allora, hai la baba che ti cresce a uso raggi delle ruote arruggiate dei bicicletti? Oggi ferro vecchio e te non ti servono delle biciclette? Chi c'è a mettere sempre che da complicato? Chi c'entra il ferro vecchio? Guarda. E raggi delle biciclette arruggiate che fare? Ti tieni a casa io e ci vogliono almeno che tu su scopane per Cristiano, no? Va bene, va bene. Allora facciamola più semplice. Vai. Hai la baba che ti cresce a uso pila nei cosci di tuo moglie che ti scaccia tipo carta vetrata? Ah? Vai, Mi dico sta dicendo tu. vai. Ti crescono i peli delle gambe, nella faccia, tipo che ti dire Cristiano, sono moglie. Ma sono moglie di cui? La moglie generica. Ma vai. su sta fene non sei moglie, perché mi fa fare schettare con Ma me? chi se ne offende che ogni volta che si leva una cosa a calamento si sgaggiano, non se ne offende, è che è la verità. Vai, vai. Lo sta dicendo sempre tu. Sempre io, muccollo io, vai. A tutte le mogli di casa, lavate via il pelo dei gambe, ma per favore, almeno questi cristiani non dicono queste cose però. Se non sapete come togliere lo spruzzo, presenta la lametta con 5 lame. La matriosca. Lama. Una lama che ha dentro 5 lame. Ma non è triosca. No, la matriosca ne ha 5. Tu da matriosca per dire ci puoi mettere a fare 10 cristiani. Ah, ma Oscar, Oscar, scusa, non sta parlando con te, quale Mattiosca? Spostati che la proviamo. Spostati. Said, cala la colonna. Spruzzo. La matriosca taglia come vuoi tu. Era un momento. Maro, provela. No, vai. Provela. Ah, ma fratello, lei La provare, ma non con sponsor non ne parla. Ho fatto la vabba. Adesso vi Se daremo no. come dimostrazione, come con una sola passata, il nostro salvo sarà liscio e pulito come il di dietro di un piccolino. Com'è? Taglia? Tagli. La matriosca, la lama che non ti delude mai. Speriamoci di Mamma, ho fame, posso mangiare? E mangia, mamma. Ma com'è questa pasta? Non mi piace. Sì, Allora mi mangio la carne, ma è cruda. sì, Ma che sono patate queste? Che schifo, sono brutte. sì, Ma il sale gliel'hai messo, non sanno di niente. sì. Vabbè, niente, mi mangio i biscotti. Ma sono bruciati, dovevi toglierli prima. Tuo padre lo doveva togliere prima, tuo padre. Mamma, non ce la faccio più. Io non ce la faccio più a campare da così. Ti giuro, non ce la faccio più. Mamma, perché te una camomilla? Sogno troppo agitata. E perché ti ginseng? Ma, tu di che saccio non sogno tranquilla? Io, lo saccio, mi sento tutta fricoli, formicoli. Io mi sento a stare da Prendete una bella tisana al finocchietto che ti passano tutte cose. Oh, io, tesana, non ne voglio tesana. Non ne voglio tesana. Avanti, io non ce la faccio più. Io voglio che entra al mascolo, tu a smuovere, ti devi smuovere. Non è che ormai basta, non puoi fare più stingoso, capisci? I botti kiddies, e se non tu, non dell'universo, finito magari chizzi. Ah sì? Sì. Ma che bello sto vestito. Che mi fa wozza, ma No, anzi ti fa più magra. Davvero? Vero, ma ti sta troppo bene. Ma qui è un stilista. A proposito di stilisti, dico io, ma perché non ti abbini il campo degli stilisti, che sono tutti gay? Datti verso gioco, che se sono belli solari, allegri, e hanno i soldi.
Che ci vuoi a ciccanna, ma? Ancora sì. c'hai sì. E come mi sembra Che ne saccio? Una specie, come si chiama? Guido Mariotto? Sì, per favore capare un cappotto. Che cosa, Valentino? Ma sì, è troppo fino. È barocco! Ma per favore, fa un momento tocco. E allora a mani. O devo scinacchiare? Allora, ma ne hai una per tutti e basta! Circolo! Sente, io devo cercare magari uno stilista, ma dopo finiamo con due assi tutti i cadaveri. Un chiocchione ne aveva 90 anni, che è fare un macco? Questi sono gli detti! E appunto, E io i non... detti fanno buon brodo! No, Gioia, io i daddi e deddi e dati non ne voglio. A me mi piacciono muscoli, a me non me li inglocchi. Hai ragione, ma che fare queste cose buone? Ma- Hanno che essere muscolose, acciaienti, ciccigni, insomma, tu te la mossicare, ma certo. Hai ragione, allora cerchi di l'annai. Hai ragione. Oh. Ma senti una cosa, Ah. a proposito di stilista... Ciao cocco! Bambola, come stai, bambola? Tutto bene, grazie. Che hai fatto quest'estate, bambola? Dimmi? Che cosa hai fatto quest'estate? Senti, cosa hai fatto? Ho detto dimmi. Senti, cosa hai fatto quest'estate? Senti. Ho detto dimmi! Senti, non ti chiami Senti, scusa, non ho capito, non senti. Io mi chiamo Sandy con la D. Ah, no, senti con la D, ho capito. Senti, cosa hai fatto quest'estate? Senti. Sono stata al mare. Ah. Ho conosciuto un ragazzo. E non mi riconosci? Chi sei? Come so? Non mi riconosci? Non Travolta. ti riconosco. Te lo chiedo di nuovo, chi sei? Travolta. Te lo chiedo un'altra volta, chi sei? Oh, io duro che tu dico, travolta, no, non ci Travolta. senti, scusami. Perché parli con l'eco, eco? Di pessa e chi sta, pessa, completa. Senti, tu sei Senti. Mi hai chiamato? Sì, tu sei Senti? Io sono Travolta, allora facciamo una cosa, ti travolgo tutta quando ci buttiamo nella spiaggia libero numero 4 e facciamo il terzo tempo di Chris. Iuzzo! Che fu? Iuzzo! Che c'è? Iuzzo! Sono fatti Iuzzo! Iuzzo! Chiama il 118 perché mi sta avvenendo. Io non ce la faccio più, Iuzzo. Io ti avviso. Tu vuoi fare John Travolta, Johnny Stecchino, puoi fare Johnny Bravo, Johnny Depp, io non devo. Mi strozzo, io mi strozzo. No, non non ti do voglio. fu- Iuzzo, io non dico. Ma ammazzo, Aspetta. oggi mi ammazzo. Ma perché Che io figli di- non mi sono comprato anche la parrucca ma mi va a cantare la parrucca per mettermi dentro volta con questo metro che pare un bel ma incredibile, ma che cosa è fare? Ma che mi faccio a fare che mi dica non ce l'hai? Un petto, mi mangio un petto, Iuzzo! Amore, non voglio dove?